Il prossimo incontro. Corruzione, concussione, riciclaggio sono questi i reati ipotizzati nell'inchiesta sul Mose di Venezia che ha portato all'arresto di 35 persone, tra cui il sindaco della città lagunare Orsoni, finito ai domiciliari. Misura cautelare anche per l'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan, che secondo i PM avrebbe incassato mazzette per 1 milione l'anno, ma che... Lo scandalo del Mose, in un video il passaggio di una mazzetta da un imprenditore a un funzionario. Il problema della corruzione non sono le regole che ci sono le regole che non si rispettano. Il Mose è una delle grandi opere più controverse della storia della Repubblica, come e più del ponte sullo Stretto. La legge che istituisce il Consorzio Venezia Nuova è del 1982, nel 1985 il progetto diventa operativo. Questa inchiesta che ha svelato uno scandalo, uno dei più, sicuramente tra i più brutti e i più grossi italiani degli ultimi anni, credo che fosse giusto documentare o lasciare qualcosa che va al di là della pagina del giornale che poi il giorno dopo già più non guarda nessuno.